E ora proviamo a fare un viaggio in un futuro neanche tanto lontano, senza code e tempi di attesa alle fermate, perché i taxi saranno volanti. Francesca Grimaldi. Volano, non inquinano e possono atterrare ovunque o quasi, realizzando delle aree predisposte dette vertiporti. Sono i volositi o taxi volanti che potrebbero collegare già nel 2024, in occasione del Giubileo, alcuni aeroporti come Roma e Torino al centro città. E nell'anno delle Olimpiadi unire Milano e Cortina. Insieme all'ENAC e all'ENAV, alcune aziende con esperienza nel campo dell'aviazione stanno sperimentando questi velivoli elettrici che modificheranno la mobilità urbana del futuro. Il Volocopter, questo è il nome, ha 18 rotori, può trasportare 200 kg a 110 km/h e pare sia 100 volte più sicuro di un elicottero. I suoi passeggeri raggiungeranno Roma da Fiumicino in circa 20 minuti e il costo del volo si aggirerà tra i 60 e i 100 euro. I costruttori dovranno però aumentare l'autonomia della batteria, che al momento è di 35 minuti, e poi il volo è fatto. Negli ultimi 4 anni per la mobilità verticale sono stati spesi 6 miliardi di dollari, ma ora si apre un mercato da 65 miliardi, portando l'utilizzo giornaliero dei taxi volanti a 500.000 di persone. Ragazzo dell'Europa, una canzone che ha fatto la storia, l'energia rock di Gianna Nannini, stasera è